C'è grande entusiasmo qui a Longarone Fiere per Caccia, Pesca e Natura e ne sono sicuramente molto soddisfatto. Devo dire che si è lavorato molto bene per preparare questa manifestazione e soprattutto c'è grande entusiasmo in questo mondo, il mondo venatorio e quello dei pescatori che qui vengono per diciamo così, ritrovarsi, e soprattutto come provincia di Belluno è l'orgoglio di poter gestire questa funzione in maniera diciamo così autonoma, grazie anche poi all'attività del Corpo di Polizia Provinciale che in questi ultimi 2 anni siamo riusciti a potenziare inserendo 10 nuove risorse umane che ci danno veramente l'impulso per poter tutelare e valorizzare al meglio la nostra montagna. È importante rilevare il fatto che questa fiera nata nel 2002 per iniziativa di Longarone Fiere è una fiera che ha ancora una storia importante, anzi è una storia che può essere riproposta in misura esponenziale ancora più forte di quello che può apparire in questo momento. È una fiera che è riuscita a interpretare il connubio tra chi va in montagna per passare dei momenti belli, ludici, bucolici, e chi va in montagna a preparare un territorio che accoglie costoro. C'è una sinergia positiva diciamo così, in fatto d'ambiente, è una sinergia che può dare dei risultati all'ambiente e quindi conseguentemente anche alla popolazione che vive su questo territorio in maniera estremamente benefica. Siamo orgogliosi di averla fatta nel 2002, regge ancora, è una fiera che potrà avere ancora, diciamo così, elementi di crescita, magari anche più professionale, magari anche più legata a quelli che sono oggi gli standard richiesti per vivere nell'ambiente, in un ambiente sereno, in un ambiente che possa dare felicità e che possa rappresentare tutti anche all'interno di una fiera che apparentemente può sembrare cattiva, ma non è assolutamente, perché è fatta da persone molto intelligenti, molto capaci, molto amanti del territorio. Caccia, pesca, natura, un mondo del venatorio, il mondo della pesca a servizio del territorio, a servizio dell'ambiente. È una fiera importantissima, è una fiera che rende onore a chi custodisce le nostre bellezze. La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, che è l'ente che si occupa del turismo nella provincia di Belluno, oggi partecipa alla fiera di Longarone Caccia, Pesca, Natura con uno stand dedicato alla pesca come prodotto turistico. La pesca infatti sportiva e ricreativa è un interessante asset per la provincia che è legato fortemente ai valori di tutela e di presidio del territorio. Attualmente la pesca ha un bacino di utenza molto interessante, soprattutto sul mercato internazionale, con un mercato extraeuropeo, specialmente americano, con quasi 43 milioni di utenti, e tutta l'Europa dell'Est, che è fortemente legata alla tradizione di questa pratica sportiva. Oggi presentiamo la nuova mappa tascabile che presenteremo in un convegno dedicato, il sito web che abbiamo creato insieme alla provincia di Belluno per legare la prenotazione del permesso di pesca alla prenotazione di esperienze, pernottamenti o altre attività del territorio, componendo così un carrello di offerte che speriamo che il turista, soprattutto internazionale, possa apprezzare nella nostra provincia. La manifestazione di oggi ci riconduce all'essenza vera del territorio montano, che è fatta di persone che ci vivono, che vi lavorano e anche che fanno gestione degli ecosistemi. I cacciatori e i pescatori sono capaci di tutelare il territorio, la natura, ed è questa una manifestazione che esalta il loro ruolo ed esporta anche i valori affinché non ci sia una concezione sbagliata del territorio montano di cui facciamo volentieri a meno. Qui ci sono i valori veri della montagna.